Buongiorno, mi sentite bene? Ok? Come state? Bene, bene, ok. Una settimana molto gradevole, settimana che Dio ci ha dato di regalo, no? E siamo qua questa mattina per fare un'offerta al Signore. È un culto. Offrire la nostra vita, offrire la nostra storia, offrire tutto quello che siamo a Lui. Perciò vogliamo iniziare questo culto con questa certezza e sicurezza che Dio merita tutta la nostra, tutto l'onore e la gloria che vogliamo manifestare verso di Lui. Perciò possiamo pregare in questo momento, iniziare questo culto e che tu possa pensare nella tua vita, come sta. Guardando il tuo cuore, un sguardo nella tua vita. Prega. Parli con il Signore e dica: sono qua per offrirti un culto. Sono qua perché vorrei dimorare con Gesù e manifestare il frutto che è tuo. Nosso Padre, che libertà che abbiamo, che gioia che abbiamo, che ricchezza che abbiamo di assieme con la tua Chiesa, con il tuo popolo, Padre, offrirti un culto. Nosso Padre, che privilegio che abbiamo di avere un luogo dove possiamo radunarci e vivere questa esperienza con te. Grazie. Questo culto, Padre, noi offriamo solo a te. Questo culto, Padre, desideriamo ascoltare e sentire la tua parola e che lo Spirito Santo portaci, oh Padre, a rivelare nella tua parola quello che il nostro cuore e la nostra vita ha bisogno. Che possiamo togliere tutta quella durezza, resistenza nella nostra vita per essere liberi, per sentire quello che è tuo. Vogliamo camminare, vogliamo proseguire, vogliamo vivere questa mattina una nuova storia con te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Amen, Chiesa? Ok, possiamo stare in piedi, possiamo cantare, adorare, possiamo offrire questo momento di culto al nostro Signore e cantiamo, apriamo la nostra bocca, possiamo manifestare questa gloria al Signore perché il Signore ci ha riempito di gioia e di allegria. Ok, cantiamo? Ok, 2, 3, 1, andiamo. Nostra vita in adorazione al Signore. Il tuo amore è forte, stabile, non cambia, come una montagna su cui fermo sto. Quando io ti vedo, il tuo amore brilla come una canzone. Cantiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me tuo amore. Il tuo amore cresce ed è sorprendente come questa gioia. Stai dentro me, il tuo amore agisce come un mistero che mi porta in alto, che vero mi fa. Insieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia.
amor, Señor. Canta en mí tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Canta en mí tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Canta en mí tu amor. E io canterò del tuo amore per sempre, finché io vivrò, Signore. In eterno io canterò del tuo amore, Signore. Testimonierò, Signore, del tuo amore nella mia vita. E che tu possa, Signore, fare questo nella tua Chiesa, Signore. Parlare al cuore della tua Chiesa affinché la tua Chiesa possa essere un'offerta di lode ogni giorno nella tua presenza, Signore. Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne e mare va. Il cuore apro a te che guarigione, libertà mi dai. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà. E sempre canterò del tuo amore per me. Canterò del tuo amor per sempre. Canterò del tuo amor per sempre.
Grazie, oh Padre, perché la tua bontà e la tua misericordia, Signore, si rinnovano ogni giorno nelle nostre vite. E noi sappiamo che tutto quello che succede è nel controllo delle tue mani. E laddove ci sono le tempeste, Signore, io lo so che tu sei davanti. E come abbiamo fatto, Signore, abbiamo cantato, io canterò del tuo amore per sempre. E io vorrei che il tuo Spirito Santo, Signore, parlasse al nostro cuore. La nostra vita fosse trasformata, Signore, ogni giorno, Signore, ogni giorno tramite la tua parola. Insegnaci, Signore, a guidare, a andare, Signore, conforme la tua volontà. Guida la tua Chiesa, Signore, come la tua volontà. Tu mi hai chiamato sulle acque, verso l'ignoto so che affonderei, E lì ti trovo nel mistero, nelle profondità ho fede in te. cantiamo insieme. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché so
mio Padre. La mia speranza in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza in Cristo. La mia speranza in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà, non mi deluderà, non mi deluderà. La tua fede. Dichiara, Signore. Anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande. Grande è la tua fedeltà per me. Grande tu sei, Signore. Sei fedele, oh Padre, perché so che tutto nelle tue mani, tutto nel tuo controllo. Lodiamo il tuo nome e ringraziamo, Signore, per la tua presenza in mezzo a noi. In nome di Gesù. Amém e amém. Potete sedere. Quanto è bello cantare le promesse del Signore, la parola del Signore che si rivela. E quando dici grande è la tua fedeltà, il Signore è fedele e rimane sempre questo nostro grande Dio. Quante cose Dio già ha fatto con noi. E siamo nella? Cosa abbiamo predicato qualche settimana fa? Nella gioia, perché il Signore è fedele, il Signore agisce, il Signore ti protegge, il Signore guarisce e lavora su di noi. Stiamo lavorando da un bel tempo già su Evangelii, no? E stiamo in questo periodo qua, faremo 3-4 messaggi sul capitolo 15 di Giovanni. E è un testo con la ricchezza, gli ultimi insegnamenti di Gesù. E ci sono dei principi qua, o prendiamo questo principio nella nostra vita, o cominciamo a ripensare che tipo di cristiano io sono, no? E oggi vogliamo entrare nella seconda parte qua, che è Giovanni 15, 6-8. Giovanni 15, 6-8. Dice così: se uno non dimora in me, che cosa dice la parola del Signore? È gettato via come il tralcio. E che cosa succede se una persona non si dimora in Cristo? Si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, che cosa succede? No, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Dopo un giorno parleremo su questa parte qua della preghiera. Non è tutto quello che io desidero che succede. Eu devo dimorare in Cristo, conoscere Cristo e adesso la esperienza in Cristo mi porta a fare le domande e richieste giuste. Ok? In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Nostro Padre, la tua parola, la tua rivelazione è la tua autorità. Siamo sottomessi a questo.
e o Espírito Santo ti guidi, ó Padre, a proclamare e a vivere quello che è tua. Grazie e misericórdia, Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Domenica scorsa abbiamo parlato di questa prima parte, no, dove è stato molto chiaro, la vigna appartiene al Signore. La vigna è del Signore, la vera vita è Gesù, noi siamo collegati in Lui per dare frutti, per portare frutti suoi, non nostri, e perciò l'importanza di dimorare in Gesù per capire questo processo, questo insegnamento di Gesù. Perciò questa metafora ci fa vedere l'importanza di un rapporto che esiste nella nostra vita con la persona di Gesù. Ossia, Gesù deve essere parte della mia storia, della mia vita, e è lì in questa semplicità di questa metafora che io imparo che collegato con Gesù io comincio a manifestare il frutto che Gesù vuole che io manifesti per glorificare il Padre. Perciò è una responsabilità molto grande nella nostra vita questo senso di manifestare frutto che provengono dal Padre. E è questo senso che ci insegna. Purtroppo noi abbiamo oggi una mentalità molto leggera della vita cristiana, una mentalità troppo leggera di una camminata con Cristo. Sembra che, non so quali sono i film di oggi, no? Quelli film norte-americani di 2-3 secoli fa, ma 2-3 decadi fa, quando si viveva e alla fine tutto finiva bene. Ossia, c'era qua, alla fine tutto andava bene. La nostra vita cristiana non è un film così. La nostra vita cristiana si combatte, si vive e dopo eternità con Dio o separazione eterna di Dio. La nostra vita cristiana non è una leggerezza, la nostra vita cristiana non è un gioco, la nostra vita cristiana non è un film, la nostra vita cristiana non è un racconto che noi facevamo a storia con i bambini, la nostra vita cristiana è seria. La nostra vita cristiana è una dimostrazione della gloria di Padre, è qualcosa di serio. E perciò noi stiamo pensando, se faccio questo non ci sono delle conseguenze. Ci sono delle conseguenze. Tutto quello che io vivo oggi, io raccolgo no futuro. E tutto quello che sto seminando oggi c'è una raccolta che sarà molto più grande. Perciò io non posso giocare con la mia vita e pensare, è un modo mio. Non è un modo mio. La vita è un modelo che Cristo ti insegna. E perciò l'insegnamento è chiaro su questo. Perciò Dio sta dicendo, o io sto producendo dei frutti spirituali, o io non appartengo a questa vinha. La chiarezza è come Gesù dice, per i frutti io conoscerò. Questa settimana stavo parlando con una persona, settimana scorsa, e questa persona mi ha detto, quello testo che Gesù diceva, non ti conosco, ma nel tuo nome abbiamo fatto questo. Non ti conosco. Perché quello che Gesù vuole da noi è frutto spirituale. E se eu não riesco a produrre frutti spirituali è perché io non sto dimorando con Gesù, non sono collegato con Gesù. Perciò il primo punto qua del messaggio di oggi è questo: senza Gesù non c'è vita. Senza Gesù non posso fare assolutamente niente. Quello che abbiamo parlato domenica scorsa, non posso fare nulla. Perciò che o testo dice così: se uno non dimora in me, è gettato via, come il traucio, e si secca, e questo traucio si raccoglie, si getta nel fuoco e si bruciano. O grande insegnamento qua che vediamo in questo testo è che la nostra vita, tutto quello che viviamo, è tramite Gesù. C'è un libretto piccolo, sono circa 80-90 pagine, per favore, prendete questo libretto. Nei suoi passi, che cosa farebbe Gesù? Ossia, nelle tue decisioni adesso, che cosa farebbe Gesù al posto tuo? Leggete questo libretto che ti dà tanti consigli in questa parte. In quel momento di una decisione, che cosa farebbe Gesù al posto tuo? E è lì che io devo imparare a camminare con la mentalità di Cristo, non con la mia mentalità, con il mio pensiero. E perciò io devo dimorare in Cristo per imparare a camminare come Cristo mi ha insegnato. Perciò le mie decisioni, il mio comportamento, il mio stile di vita, il mio modo di parlare, la mia vita, tutto è come Gesù mi ha insegnato. Perciò senza di Lui non siamo nulla. La prima domanda: tu stai abitando com Gesù? Stai dimorando com Gesù? Stai imparando com Gesù manifestare o fruto? Tu stai vivendo a experiência viva com Gesù per sapere come gestire e decidere basato sulla persona di Gesù? O ancora tu continua a camminare ao modo tuo?
La decisione è una vita che deve portare un prosperare, un fruttificare. Perciò le decisioni è fare vedere la gloria del Signore, che è la persona di Gesù. Quanti errori noi facciamo nella nostra mente, nella nostra testa, perché abbiamo lasciato Gesù indietro. Quali sono state le tue ultime decisioni? Gesù è d'accordo? Gesù já ha fatto la firma? Sono d'accordo? Quali sono state le decisioni? Quali sono state le parole che tu hai detto oggi? Gesù è d'accordo? Quali sono stati i momenti che tu hai manifestato un frutto o opera della carne? E non è quella storia, io sono così. Io sono stato in Cristo per essere trasformato come Lui desidera. Perciò la verità in questo insegnamento è che una vita senza Gesù non sarà infruttífera, ma sarà un disastro. Una vita senza dimorare con Gesù non è che adesso non produrrò frutti tranquilli. No, non è un disastro. Sarà adesso delle conseguenze tragiche alle persone. Perciò io porto una vita in benedizione, con fruto e prosperare con Gesù, o la mia vita sarà un disastro e una morte spirituale. E un rompimento, un scollegamento com o Signore. Perciò o quanto é importante dimorare e essere collegato com Gesù per produrre frutto. Perciò io devo manifestare il frutto spirituale e a intimidade com Gesù è che mi porta questo. E se não c'è intimità com Gesù, è separazione con Dio. È lì che io devo essere collegato. Perciò questo testo toglie via quell'argomento di essere cristiano con una vita troppo passiva. Non esiste cristiano passivo. O tu sei, o tu não sei. O tu ti prendi una decisione in camminare con Cristo e soffrire con Lui e per Lui, o non c'è. Perciò non esiste un cristiano passivo. Noi dobbiamo essere attivi in manifestare il frutto di Cristo. E è questo che Cristo ci insegna. Perciò quanto più vicino a Cristo, più grandi sono le nostre sofferenze. Perché Gesù mi ha insegnato questo. E importa soffrire per Lui. E importa perché è lì che io manifesto il frutto spirituale. Io vorrei lavorare questa mensagem in 3 punti qua, dell'importanza di questo dimorare con Gesù, e qual è la vita di preghiera, la vita di meditazione e una vita di frutto spirituale. Sono 3 aree della nostra vita che noi dobbiamo imparare. Senza la vita di preghiera, senza una vita di meditazione nella parola del Signore e senza una vita di frutto, non esiste una vita con Cristo. Noi dobbiamo camminare con questo 3 piedi. Se toglie uno, crolla tutto. E è questo che io devo imparare oggi. La vita di preghiera. Che cosa è una vita di preghiera? È una vita di preghiera. Preghiera non è solo quella, Dio mi benedice questa giornata oggi, Dio, che questa giornata sia benedetta, Dio, oh Dio, sto passando questo momento delicato, tu possa risolvere per me. C'è questo, ma non è solo questo. La vita di preghiera è molto più profonda. Gesù aveva una vita di preghiera. Gesù mi ha insegnato questo e lui prendeva momento di solitudine con il Padre. Che cosa è una vita di preghiera? Che cosa è una solitudine con il Padre? Che cosa è prendere dei momenti in silenzio con Dio? La vita di preghiera va oltre a questo di solo chiedere, parlare e ringraziare. E va oltre. E è questa intimità di solitudine che o Padre, che Gesù ti insegna. E è questo dimorare con Cristo che io imparo a avere la solitudine con il Padre. Perciò la preghiera è aprire il cuore e cercare di essere più simile al Signore. La vita di preghiera è quella solitudine dove io dico, adesso io sto qua, io e Dio, e il Signore comincia a rivelare nel mio cuore le aree della mia vita che non sono d'accordo come tu desideri. E è interessante quando noi cominciamo a pregare con o Signore comincerà a farci ricordare di tante situazioni. È il Signore parlando con noi. È il Signore che comincia a rivelare nel nostro cuore, nella nostra vita, delle aree della nostra vita che devono essere cambiate e trasformate. È una vita di devozione al Signore, dove io comincio a dire, Signore, ho detto questa frase oggi, ho preso questo atteggiamento oggi. E in preghiera eu comincio a meditar e a pensar, Signore,
e o Signore si rivela. Noi non abbiamo un Dio lontano, è qua con noi, che si rivela. Dio parla con noi. Pregare e portare ao Signore tutto quello che io sono ao Signore e ascoltare quello che il Signore dirà a me e quello che è essere più simile a Gesù. Eu não so se já é successo com voi, com me tante volte. Estou em um momento de silêncio e o Signore mi fa ricordare la sua parola. E texti bíblico que eu não sapevo que eu sapevo. E o Signore mi fa ricordare. Já é successo com voi? É questa la vita di preghiera. Eu estou em silêncio com o Padre. Eu estou em silêncio com Dio. E é lì que Dio comincia a rivelare e parlare con me. E é lì que entra la mia responsabilità, perché Dio non è in silêncio con me, Dio parla. E quando Dio parla delle aree della mia vita, la responsabilità di cambiamento è mia. Non è come io desidero, è come il Signore. Perciò pregare è inserire la mia volontà davanti al Signore e scoprire qual è la volontà perfetta e sottomettermi alla volontà di Dio. La preghiera è dire: Signore, io desidero questo, 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 io penso questo, questo. È nelle tue mani. E lì il Signore comincia a rivelare. E lì il Signore comincia a inserire nel mio cuore. E lì il Signore comincia a rivelare la sua parola nella mia mente. E è lì che io comincio a scoprire la volontà che è perfetta del Signore. Perciò la vita di preghiera è fondamentale. Questa è dimorare con Gesù. Perciò pregare è avere il coraggio di svuotare se stessi e confrontare la mia vita con il Signore. È molto coraggio parlare con il Signore dei suoi problemi, dei suoi peccati, dei suoi dolori e lasciare: Signore, è questa la vita di preghiera. Pregare è scoprire che i principi del Signore sono molto più belli che il mio e il Signore mi nutrisce. È il Signore che si rivela, è il Signore che mi ciba. Pregare permette che il frutto do Spirito sia presente nella opera della carne e non l'opera della carne. Quante volte noi vogliamo fare al modo nostro? Che disastro. Ma quando è il frutto dello Spirito, e questo frutto di Spirito è difficile di accettare perché io desidero fare vedere la mia carne. E il frutto do Spirito è antagonico, è diverso. E nella preghiera io scopro questo. E nella preghiera io mi ricordo di questo. E nella preghiera che io vivo questo. Perciò la preghiera che mi insegna tanti principi. Gesù mi ha insegnato questo. Perciò la preghiera mi fa abbandonare quello che è carnale. La preghiera mi riempie di quello che è spirituale. È un momento di intimità con il Signore. È la preghiera che mi farà che il frutto dello Spirito Santo avrà sopravvento nella mia vita. La preghiera è il mio confronto con la mia vita insieme al Signore. È la preghiera che io mi svuoto do meu modo carnale di essere. Perciò quello che Gesù mi insegna, dimorare con me, Caio, è imparare con me a avere la solitudine di un tempo con il Padre. Gesù faceva questo e mi insegna a fare questo. Voi non potete immaginare o quanto è prezioso stare in silenzio davanti al Signore. O Signore parla. O Signore parla e si rivela, e la sua parola sarà ancora più chiara nel mio cuore, e Dio ti farà ricordare nella sua parola che cosa deve cambiare la mia vita. Perciò dimorare con Gesù è avere una vita, un stile di preghiera molto profondo. Secondo ponto, è una vita di meditazione, è avere adesso un confronto con la parola di Dio. La parola di Dio deve essere sempre autorità. Non c'è quella scusa, obbedisco o non obbedisco. È autorità. Obbedisco, punto. Non è cercare di giustificare che questo testo è di un contesto, di una storia. È la parola di Dio che si rivela. È l'autorità nella nostra vita. E è questa parola del Signore che io devo meditare sempre. Quando esiste la preghiera, esiste un parlare di ascoltare con Dio e è la meditazione adesso. Io comincio a sentire questa parola con autorità dove io mi sottometto. Quante volte la parola do Signore ci ha confrontato e noi abbiamo pensato ali, ma sarà che è così? È così. È fuori dal mio modo di pensare, perché non è la mente umana, è la mente di Cristo. Perciò quando Gesù vinse la tentazione, Lui usò sempre la parola. Non dimenticare che noi siamo tentati nei nostri piaceri, nei nostri desideri, nella nostra carne, in quello che noi vogliamo di
più del nostro volere, nel nostro pensiero, è lì la nostra tentazione. Ma viene la parola do Signore e si rivela per farci vedere che quello è un sbaglio, un peccato, e questa parola come autorità mi fa vedere che questa tentazione devo scappare e abbandonare. E Gesù usava la parola. 40 giorni, non ha mangiato niente, c'è un pane lì, mangia, qual è il problema? Sì o no? Ho tanta fame, qual è il problema? È un pane, mangia. Tu avrai il pane per mangiare. Ma Gesù si ricorda della parola. E quel momento della meditazione della parola, che cosa risponde Gesù? Non solo di pane vivrà l'uomo, ma di tutta la parola del Signore che è autorità. E dopo viene le altre tentazioni, ma viene il ricordare della parola che è l'autorità che si mette in pratica. Perciò la mia vita di preghiera mi porta a meditare nella parola e questa parola devo usare come autorità per vincere le tentazioni e per avere una vita fruttifera, di frutto. È la parola del Signore che deve passarsi alle mie decisioni. Eu não posso prendere nessuna decisão se não é basata sulla parola do Signore, che è l'autorità della mia vita. Qualche tempo fa, circa 6-7 mesi fa, parlando com uma pessoa, e lui mi ha detto, pastor Caio, só que está um momento de decisão, posso falar com te? É uma pessoa que eu não falava da Anne não dico, mas da tanti mesi. E lui mi ha detto, eu já fatto 5 cambiamenti nella mia vita, e tutto c'era na parola do Signore. E tudo sono stato prospero e ho portato dei frutti. L'ultimo, pastore Caio, io non ho seguito la parola del Signore. Non c'era nessuna parola. E oggi eu estou sofrendo. E dopo lui, ho parlato con lui adesso qualche settimana fa, e lui mi ha detto, ho ritornato indietro e quella decisione che avevo fatto ho lasciato. Perché non c'era l'autorità della parola del Signore. E lui mi ha detto, pastore Caio, in questo momento di decisione, la parola sia autorità nella tua vita. È un consiglio che mi ha dato. E è un consiglio che noi sappiamo benissimo. Perciò un consiglio che lui mi ha dato è ricordare che la parola di Dio è sempre la nostra autorità. E noi non possiamo scappare di questo. Eu não posso essere guidato dai sentimenti, eu não posso essere guidato dalle emozioni, eu não posso essere guidato dai desideri personali, e altrimenti o fruto do Espírito Santo não sarà presente. E questa vinha, sarà tolto. Non sono i sentimenti che mi guidano, è l'autorità della parola del Signore. Non è il mio modo di pensare che mi guida, è l'autorità della parola del Signore. Che cosa dice la parola? È quella che io obbedisco e adesso c'è il frutto. Quello che c'è nella parola io obbedisco e viene il frutto spirituale. Quello che dice la parola è lì che viene il frutto. Perciò dimorare in Gesù è vivere l'autorità della parola per seguirla e soprattutto che sarà diversa del mio volere. La preghiera, la meditazione della parola comincia a portare dei frutti spirituali e adesso comincia a avere un stile di vita. Perciò la vita spirituale con Cristo è un stile di vita. Dimorare con Gesù, come abbiamo detto nell'inizio, non è una vita passiva, ma è imparare a praticare la parola per produrre frutto e veramente essere concentrati in questo. E io voglio finire con questo modo con Galati 5, 18 a 22. Galati 5, 18 a 22. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne, quali sono? Opera nostra, quelle che noi desideriamo nella carne. Le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sete, invidia, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cosa non erediterà
o reino de Dio. E o fruto do Spirito, invece, è? Che cosa è? Così quando eu estou falando com Jesus, ele está me dizendo, Caio, ama. Caio, alegra-te, gioia. Caio, pace. Caio, pazienza. Caio, benevolenza. Caio, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrole. Questo è o frutto dello Spirito. Questo è o frutto che deve manifestar in questa vinha. É questo o frutto di dimorare con Gesù. Soltanto quando la mia vita di preghiera e di meditazione nella parola, eu comincio a imparare che adesso c'è una grande differenza tra il desiderio della carne, il volere della carne, l'opera della carne, e vivere nel frutto dello Spirito, manifestare quello che è di Gesù, e si diventa una cosa normale e naturale, perché io sto dimorando con Gesù. Perciò la capacità di manifestare quello che viene do Signore è solo se io dimoro in Gesù. O próximo slide, per lasciare chiaro questa differenza. Che cosa noi vediamo lì? C'è la parte della carne e dello Spirito. Fate una lettura in silenzio tra di voi. Com'è la tua vita oggi? E non pensare só nei momenti belli, ma nei momenti difficili. Chi preferisce vivere in questa parte sarà? Sarà? La vita cristiana non è un film di Hollywood. La vita cristiana è seria. C'è un'autorità della parola. Chi vive da questa parte, che cosa farà il Signore? Pulirà, sosterrà, andrà di là, in modo che si possa produrre ancora di più. Come è la tua vita oggi? Come stai vivendo in quei momenti difficili? Perciò che Gesù sta rivelando, Gesù sta parlando, ama, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E è questo modo che Gesù mi insegna. E quando eu comincio a prendere queste 9 caratteristiche di un frutto, eu comincio a collegare tutto questo in modo che la parola si rivela nei momenti di una decisione. Perciò che cosa devo fare? E queste caratteristiche di questo unico frutto mi fa vedere adesso di manifestare il frutto dello Spirito nelle decisioni, nelle parole, nelle azioni che il Signore desidera da me. É questo che eu devo imparare. Le altre cose, o Signore taglia. Perché il Signore non vuole in mezzo al suo popolo neanche fornicazione, neanche impurità, neanche dissolutezza, neanche idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ira, contesa, divisione, sete, invidia, ubriachezza, ordine e altre cose. O Signore non desidera perché Lui è il Signore della vigna. La vigna non è mia, non è tua, è del Signore. Perciò è il Signore che decide quello che fa e la potatura è con Lui. Ma quando eu decido di camminare nel frutto, è il Signore che mi nutrisce, è il Signore che mi protegge, è il Signore che mi abbraccia, è il Signore che lavora nella vita in modo che eu possa produrre ancora di più. È questo che eu devo imparare, questo dimorare con Cristo. Vive nella carne mi porta a essere tagliato, vive nello Spirito mi porta veramente a essere protetto e nutrito. È il Signore che ti sostiene, è il Signore che ti dà sicurezza, cura, è il Signore che ti toglie tutte le malattie del peccato della mia vita quando eu desidero vivere nel frutto. È il Signore che ti promette tutto questo. Perciò la sicurezza, la protezione del Signore è una benedizione per quello che stanno vivendo nel frutto dello Spirito. É o fruto que o Senhor desidera. Perciò o vinhagnolo sarà sempre presente nella mia vita, in modo che eu possa produrre ancora di più. Ah, pastor, mas já estou vivendo tanto. Sarà ancora di più. E quando tu vedrai, amare será uma coisa semplice. E quando tu perceberai,
la pazienza sarà tranquilla. O autocontrollo adesso, wow, è più tranquillo, perché il Signore mi sta nutrendo, o Signore sta lavorando em me, está togliendo tutte le situazioni che impedisce di portare, che eu possa portare ancora di più i frutti spirituali. È questo modo che eu devo imparare a camminare nella vita cristiana. Perciò la grande decisione, o grande passo nella mia vita è di quale area che eu andrò. Qual é que tu preferisci? Qual? Ah, eu desidero tanto uma ali, não? Qual é que tu está vivendo hoje? Como está a tua vida dentro de casa, soprattutto? Como está a tua vida com le persone? É qua ou qua? Tu ti sottomette alla parola? Perché se tu non ti sottometti, è una tragedia nella tua vita. Se tu ti sottometti, produrrà ancora di più. E tu sentirai um Dio que protege e prende cura della tua vita. La grande decisione è io devo pensare adesso. Frutificare e portare tanti frutti come o Padre mi ha chiesto in Gesù e mi ha insegnato di dimorare in Gesù, oppure la sofferenza. La vita cristiana ribelle non esiste. Le conseguenze sono forti, ma la vita con Cristo produce frutto. Perciò avere solitudine spirituale con Cristo, meditare nella parola con Cristo e avere um stile de vida com Cristo, i frutti spirituali verranno in modo naturale. Sarò messo alla prova ogni momento. E quanto più questa cresta verrà, sarà messo alla prova ogni momento. E quanto più forte sarà, sarò messo alla prova ancora di più. Ma il Signore che mi sostiene, che mi nutrisce, che prende cura di me, è il Signore. O Signore desidera que a tua vida sia experiência viva com Lui. E ritornare a Gesù e stare collegato con Lui. E dimorare con Lui. E ali, a uscire da una vita passiva e avere una vita attiva, soffrire con Cristo, ma non abbandonare questo elenco di caratteristiche di un frutto dello Spirito. Preghiamo. Pensa em te, solo nella tua vita. Per te amare è una cosa facile? O l'amarezza viene prima? Per te avere la pace uno con le altre è semplice? O preferisci inimicizie? Per te manifestare mansuetudine, pazienza, autocontrollo, per essere un solo? O preferisci un modo diverso? Le mie decisioni manifestano dove io sono. Nosso Padre, quando Gesù ci ha lasciato questo brano ricchissimo, prezioso, stava facendo vedere che c'è una vigna, c'è una vera vita. Ci sono i tracci, i ramoscelli. Dio mi ha fatto vedere nell'insegnamento di Gesù che esiste una sola condizione: dimorare in Gesù. Dimorare in Gesù. Dimorare in Gesù si produce frutto. E tanti frutti. E tanto, abbondante. Frutto spirituale, non mio. Dimorare in Gesù è il segreto di una vita. Dimorare in Gesù. Io prego, Padre, per tutti noi qua, per la tua Chiesa, che possiamo avere questa vita di preghiera.
questa vita di meditazione nella tua parola, questa vita di avere un stile di vita di Cristo, perché il frutto è spirituale, è quello che Cristo mi ha insegnato. L'esigenza è del Padre, perché il frutto glorifica il Padre, il Padre che ha deciso. Grazie, oh Padre, per questa autorità tua. Ti ringrazio. E che noi possiamo camminare sempre sotto la tua autorità per manifestare il frutto spirituale. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Chiesa, è nel frutto spirituale. Amen? Tu já disse ao fratello, a sorella ao teu fianco? Ama. Pace. Autocontrolo. Pazienza. Benevolenza. Bontà. Gioia. Sono queste caratteristiche di un frutto che è un frutto che mi fa dopo vivere in ogni passo. È quello che Gesù mi ha insegnato. Amém, chiesa? Possiamo stare in piedi. Momento di offerta, momento di decima, momento di consacrazione. E questo fa parte anche di un frutto, perché tutto appartiene al Signore. Tutto è di Lui e per Lui, è tutto. Così adesso con gioia io consegno, con benevolenza, con bontà. Io ce l'ho autocontrollo per fare questo. Io amo questo, perciò tutto collegato a agire adesso in obbedienza al Signore e fare questo momento di consegna, di decima, di offerta. E faremo questo con gioia al Signore. Ok? 3, 2, 1, andiamo. Fermo sto quando io ti vedo, il tuo amore brilla come una canzone che rilasci in me. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me il tuo amore, alleluia, alleluia, alleluia. Ed è sorprendente come questa gioia sale dentro me. Il tuo amore agisce come un mistero che mi porta in alto e libero mi fa. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me il tuo amore, alleluia, alleluia. Alleluia, canta in me il tuo amore, alleluia, 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 canta in me il tuo amore, alleluia, 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 canta in me il tuo amore. Alleluia. Preghiamo al Signore ringraziando così per questo momento delle decime, delle offerte e tutte le benedizioni che Lui ci ha concesso fino a questo momento. Amen. Preghiamo. Signore, Tu sei un Dio benevolo, Tu sei un Dio grandioso e noi questa mattina vogliamo ringraziarti. Io voglio ringraziarti in prima persona perché stai operando in mezzo a noi.
Io ti chiedo che la tua benedizione possa essere sempre vicino alle nostre vite, alle nostre famiglie, nel seno della tua Chiesa. Benedici, Signore, tutte le offerte, tutte le decime che sono state portate qui davanti, nel nome santo di Gesù. Faccia un giorno ricordarci che noi abbiamo bisogno di te e senza di te noi non siamo nulla, non andiamo da nessuna parte, invece andiamo sempre in giù, sempre. Grazie perché tu sei un Dio presente e vicino, nel nome santo di Gesù, Padre. Amen. Potete accomodarvi, ok? Ok, gli avvisi. Cosa abbiamo? Ok, prossimo sabato. Ok, tutto bene? Ok, baby shower. Luigi arriverà tra poco, settembre, no? Ok, aspetterà per 5 ottobre, mi sembra. Ok, alle ore 15 qua in chiesa, portare un panolini, anche qualcosa di salato o dolci. E potete scrivere no panolini Júnior Casagrande, in modo che lui che deve cambiare tutto, ok? Non sarà la mamma, sarà il papà. Avanti. Ok, cupcake. Dopo il culto avremo ancora un spazio di 40 minuti più o meno. C'è qualcosa per il campeggio dei bambini, stiamo facendo delle raccolte. C'è il cupcake, ok? E c'è anche oggi, non c'è il ghiacciolo là oggi, no? No, solo questo, ok? Convegno di coppia, se siete coppie già avete fatto l'iscrizione o no? Abbiamo già un bello gruppo che si sono iscritti, wow, bella sorpresa. E per favore, parlate con i responsabili qua e a novembre. Avanti. Evangelismo, questo è stato ieri. È stato bellissimo a Belluno. Abbiamo fatto un incontro di evangelizzazione lì. E una bellissima esperienza lì con le persone che non erano credenti, che hanno ascoltato la parola del Signore. Ma è stato questo ieri, là, a Belluno. Ok, gli altri non c'è più. Ce l'ho da altri avvisi qua. Noi faremo tra poco un'assemblea amministrativa della Chiesa. La prima chiamata alle 11:45 e la seconda alle 12:15, che lì si inizierà la nostra assemblea amministrativa. Questa assemblea è solo per i membri della Chiesa, ok? Se tu non sei membro della Chiesa, non è solo per i membri, perché noi parliamo delle cose interne, amministrative della Chiesa, ok? Così alle 12:15 e faremo questa assemblea. Ok, webshare, campeggio, convegno. Nessun avviso? Ok? Preghiamo. Nostro Padre, quanto è bello stare nella tua presenza insieme al tuo popolo. Cantare, lodare, adorare, servirti, abbracciare un fratello, una sorella, parlare. E questa è la Chiesa. E questa è la ricchezza di un solo popolo. Grazie, oh Padre, perché tu ci unisci un solo spirito, una sola mente e che ci porta a vivere quello che è tuo. Continua a benedire la tua Chiesa, Padre, fortifica, agisci. E che tutti noi che usciremo di qua oggi possiamo seguire la tua strada per fruttificare e ricevere le tue benedizioni spirituali oggi e sempre. Benedici il tuo popolo, Padre. Benedici la tua Chiesa oggi e sempre, in nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Ok, ciao.